sono venuta a votare per il Veneto indipendente. È ora di finirla, di pagare sempre tasse, perché altri? Ed è ora che i cittadini mancano per noi altri, o no? Obiettivo 2 milioni di voti e potrebbe essere centrato, perché ad oggi pomeriggio già 1,5 milioni di veneti aveva votato il referendum per l'indipendenza. Oggi siamo stati a Silea, dove il sindaco per 4 giorni ha aperto le porte della casa comunale ai seggi. Io sono contro l'indipendenza del Veneto. Io non sono favorevole all'indipendenza perché non credo alle strutture dello Stato, credo alla comunità, ai cittadini che decidono, però sono per difendere la libertà di queste persone. Non lo so, se è un sogno che si sta per avverare. Io vengo da una regione che è statuto speciale, il Friuli, ed era del tutto diverso da qua. Ho sentito un po' di pesantezza venendo qua, perché non sono tanto, ma sono 1.700-1.800 euro all'anno di differenza. La situazione qui in Italia ormai è diventata talmente critica che bisogna che diamo una scossa in qualche modo. Io ho già votato tramite internet, però volevo sentire mia figlia che è all'estero e vuol votare. Tra la gente, i giornalisti e i vessilli della Repubblica di Venezia si rivede anche Franco Rocchetta, il patron della Liga Veneta. Io sono impressionato dal moltiplicarsi delle centinaia, migliaia ormai di giovani e anche non solo giovani che si muovono per diffondere. Ancora stamattina c'era un centinaio proprio nel vostro territorio, 100.000 buste ancora da distribuire. Intervista chiede e indaga anche una troupe direttamente dalla Russia per capire cosa voglia dire indipendenza per il Veneto, che nulla ha di che spartire con la questione Crimea. Intanto sul referendum si posa anche uno sguardo più benevolo da parte dei primi cittadini che mettono a disposizione spazi, come hanno fatto Silea e Montebelluna, che leggono i numeri come un grido d'aiuto. È bene questa sensibilizzazione, vedo che tutti stanno rispondendo molto bene e forse è il tempo che siamo noi cittadini a dire quello che vogliamo. I sindaci prendono atto che c'è un grande disagio, c'è una grande rabbia qui soprattutto nel nostro Veneto, perché viene avvertita l'ingiustizia, la sperequazione nell'utilizzo delle risorse. Domani in Piazza dei Signori la proclamazione del risultato.